faremo le mosse giuridiche necessarie, però Padova Est non rientra nella cessione gratuita dei terreni. Il no è definitivo. Giordani risponde a Zaia che non ci sarà nessuna cessione gratuita delle aree di Padova Est per il nuovo ospedale. Questo nonostante più volte il governatore avesse sottolineato come la cessione di quei terreni avrebbe consentito alla regione un risparmio di 50 milioni di euro per la realizzazione del nuovo policlinico. Ma il sindaco si trincera dietro il profilarsi di un presunto danno erariale. Giordani dice che la legge impone di valorizzare i terreni comunali, ma intanto di fatto quelle aree a Padova Est rimangono vuote da anni e i padovani sono ancora senza un ospedale. La nuova pagina dedicata a questa vicenda spigolosa per la sanità padovana si scriverà intanto venerdì 3 novembre, quando è previsto il tavolo tecnico con il faccia a faccia tra Zaia e Giordani. Il presidente del Veneto ha chiesto che in occasione dell'incontro il comune definisca la disponibilità o meno di Padova Est, ma il no di Giordani sembra definitivo. Io sono convinto di quello che ho fatto, di quello che stiamo facendo, sono disponibile a discutere, discutendo si trovano tutte le soluzioni. Per me è importante poi se per caso vengono tolte, viene spostato l'ospedale, i terreni risulta devono essere sicuramente bonificati, perché bonificare un terreno del genere vuol dire spendere dei 40-50 milioni di euro, non sostenibile. E intanto i padovani aspettano.